Ben ritrovati in studio, non ci sono aggiornamenti all'ultima ora per questa edizione di TG Sicilia è tutto. Vi lascio con barzellette a seguire la telenovela Manuela. Una buona serata su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Etna, nuova intensificazione dell'attività esplosiva con emissione di cenere. L'INGV ha riportato l'allarme per il volo da arancione a rosso già da ieri sera, partenze oggi sospese all'aeroporto di Fontanarossa e ancora polemiche e disagi per il caos ai viaggiatori. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per la morte di un sub di 29 anni a Lampedusa. Cristiano Gianporcaro, giovane regista originario di Caltanissetta, è stato ucciso dall'elica di un gommone. Trapani, neonato morto in ospedale dopo il trasferimento d'urgenza a Mazzara del Vallo. Ci sono 9 indagati. A Catania, attenzione, all'ospedale Cannizzaro dopo la morte di una paziente che si trovava da un mese in rianimazione. Siracusa è la città siciliana dove si spreca più acqua. In molte zone della città i rubinetti restano a secco, ma le perdite sono sempre più frequenti e visibili. C'erano una volta le edicole in Sicilia, negli ultimi anni si sono dimezzate, lasciando interi quartieri e piccoli comuni senza punti vendita di giornali. Eppure c'è chi ancora resiste e prosegue la propria attività. Calcio, il Catania si gode la vittoria di Vicenza che spalancà le porte al match di venerdì prossimo al Tardini contro il Parma. Gli etnei hanno fatto vedere qualità, ora tocca alla società risolvere il nodo fideiussioni. Ancora buongiorno, buon inizio di settimana ai nostri telespettatori. Come avete sentito dai titoli, ancora caos e disagi per la situazione in evoluzione sull'Etna, sospese all'aeroporto di Catania sino alle 17 di oggi le partenze, ripresa appunto l'attività del vulcano che sta provocando nuovi disagi soprattutto all'aeroporto perché i venti spingono la nube di cenere verso lo scalo. Nelle ultime ore sul vulcano si è registrata una nuova intensificazione dell'attività esplosiva e durante le fasi più intense si osserva appunto un'abbondante emissione di cenere diretta verso sud-sud-est. Sono attive, lo state vedendo in questo momento dalle immagini, 2 bocche, una a quota 2750 metri, un'altra a quota 2360 metri. Che alimentano diverse colate. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio Etneo appunto ha riportato l'allarme da arancione a rosso e la situazione è in evoluzione. In questo momento si è appena finito di riunirsi l'unità di crisi all'aeroporto di Fontanarossa che ha appunto deciso di sospendere i voli almeno fino a nuove comunicazioni. Sempre a Catania per la questione dell'aeroporto proseguono le polemiche, sono stati giorni intensi di caos soprattutto per i passeggeri in partenza diretti appunto verso le destinazioni di vacanza. Evidentemente per molti ci sono stati ritardi, tantissimi disagi, partenze cancellate. Vediamo il servizio di Orazio Longo. L'ira dei passeggeri lasciati ore senza notizie, emblematico il volo per Casablanca e la rivolta dei passeggeri ai check-in, con donne in maternità e bimbi al seguito, non è soltanto un brutto ricordo, ma una costante che si ripete e che probabilmente si ripeterà ancora. Dall'altro lato c'è chi, non in partenza ma in arrivo, ha subito disagi. Lorenzo, nome di fantasia per una storia vera, viene dirottato a Palermo, non trova pullman, i sostitutivi sono pochi, così come i treni che comunque ci metterebbero 6 ore per arrivare via Messina. Un taxi, neanche a parlarne,
carne, piuttosto va a piedi da Palermo a Catania e poi chiede l'equipollenza al Cammino di Santiago. Dall'atterraggio alle 7 del mattino l'ultimo posto in un bus lo trova alle 3 del pomeriggio, 8 ore dopo, con prezzo maggiorato del 300%. Questi e altri disagi si potrebbero raccontare per 2 giorni di caos che, se a noi siciliani genera il solito sconforto, agli occhi di un turista incredulità. Da più parti l'appello a trovare soluzioni non tampone, visto che non si può certo spostare il vulcano. A protestare anche i lavoratori dello scalo di Palermo, che denunciano carichi di lavoro insostenibili per una condizione, dicono, ricorrente che richiede adeguata pianificazione e idonea dotazione di risorse. Sulla questione il Codacons. L'emergenza Etna e la presenza di cenere vulcanica non costituiscono una novità. Occorre pertanto una gestione coordinata e più efficace di questa emergenza. Occorre potenziare lo scalo di Comiso, occorre dare informazioni tempestive, facilmente accessibili e un'assistenza adeguata e rapida a tutti i passeggeri coinvolti. E adesso la cronaca. Ad Agrigento si indaga per omicidio nautico dopo l'incidente nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa, che è costato la vita a un sub di 29 anni originario di Caltanissetta. Il servizio di Giusy Lazzara. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico sull'incidente che nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa è costato la vita al sub 29enne di Caltanissetta, Cristiano Giamporcaro. In questa tragedia di agosto lo strazio dei genitori arrivati a Lampedusa per il riconoscimento e poi il trasferimento della salma a Porto Empedocle, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. Il giovane regista stava facendo un'immersione e aveva segnalato la sua presenza con una boa, mentre la fidanzata, dopo il bagno, era andata a riva. Travolto dalle eliche del motore del gommone, potrebbe essere morto per dissanguamento perché, stando a quanto emerso, aveva un braccio reciso. I 2 anziani di Milano, abituali turisti di Lampedusa che erano sul gommone, sono stati già sentiti dalla Capitaneria, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'imbarcazione, di loro proprietà, resta ormeggiata durante l'anno a Lampedusa, dove la coppia si trasferisce per periodi di vacanze. Toccherà adesso alle indagini ricostruire quei drammatici istanti e chiarire come il mezzo sia arrivato così vicino al sub. Resta una vita spezzata e una carriera artistica per l'esordiente regista che, con la ricomparsa delle lucciole, aveva raccontato l'entroterra siciliano, presentando il suo film ai concorsi in Italia e all'estero. Adesso continuiamo ad occuparci della vicenda della morte del neonato nato a Mazara del Vallo e trasferito d'urgenza a Trapani. La procura, dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo, ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpicino del neonato. Sono stati 9 gli iscritti nel registro degli indagati. Tra 90 giorni i risultati dell'autopsia. Il servizio di Laura Spanò. Sono 9 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Trapani per la morte di neonato avvenuta all'ospedale Sant'Antonio Abate lo scorso 25 luglio. Si tratta di medici, ostetriche, infermiere, neonatologo e ginecologo che prima alla Belaiello di Mazara, poi al Sant'Antonio Abate di Trapani si sono interfacciate con la mamma del neonato poi deceduto. La Procura, dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo, si tratta di 2 cittadini tunisini, ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpicino del neonato già effettuato da un collegio di consulenti, un atto che serve ad accertare condotte omissive che possono avere portato al decesso del neonato. Tra 90 giorni si saprà se si è trattato di negligenza o se il neonato è morto per cause naturali. La vicenda risale allo scorso 25 luglio. La signora, che ha vissuto i primi 8 mesi della gravidanza a Tunisi, giunta alla 40ª settimana, era tornata a Mazara per partorire in città. Il 25 luglio, nel volgere di poche ore, dopo una consistente perdita di sangue, alla donna giunta alla Belaiello i medici in 13 minuti praticano un cesareo, ma le condizioni del piccolo sono gravissime. Dopo una prima rianimazione la corsa verso Trapani. La Belaiello non dispone di una terapia intensiva neonatale. Quando arriva a Trapani i parametri del neonato sono pari a 0. Nel reparto inizia la corsa contro il tempo, le cure ricevute però non sono sufficienti e 24 ore dopo il cuoricino del neonato smette di battere. La Procura ha disposto altri esami istologici, serviranno per una valutazione medico-legale completa. Sempre in tema di sanità, di ospedali, tensione altissima all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo la morte di una paziente che si trovava da un mese in rianimazione. La polizia è dovuta intervenire per riportare la calma nel reparto. Il servizio di Tonino De Mano.
Sedie scaraventate a terra, un monitor distrutto e 3 infermieri feriti. È il bilancio di un'aggressione avvenuta nel reparto di rianimazione del Cannizzaro di Catania dopo la morte di una paziente quarantenne ricoverata da un mese dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Alla notizia del decesso i familiari della donna hanno forzato l'ingresso del reparto invendo contro medici e personale sanitario. Sul posto, per cercare di riportare la calma, è stato necessario l'intervento della polizia, 3 le volanti inviate sul posto. Quanto accaduto ripropone il dibattito sulla violenza negli ospedali. Quello che è avvenuto al Cannizzaro è l'ennesimo episodio gravissimo, ha commentato Maurizio Attanasio, segretario generale della CISL di Catania. In un luogo del dolore e di fronte alla morte di una persona comprendiamo lo smarrimento dei familiari, ma nulla può giustificare la violenza e l'aggressione nei confronti di chi in quel momento stava semplicemente facendo il proprio lavoro. Servono triage meglio organizzati, adeguati servizi di vigilanza e controllo e protocolli di gestione più chiari. La sicurezza deve essere parte integrante dell'organizzazione sanitaria e non una risposta emergenziale, ha concluso Attanasio. Siracusa è la città siciliana dove si spreca più acqua, come dimostra la classifica pubblicata dalla CGA di Mestre. Si assiste però anche all'acqua che sgorga sull'asfalto, si perde per giorni e nel frattempo però i rubinetti di molti quartieri della città aretusea restano a secco. Il servizio di Francesco Aloi. Quando i siracusani si svegliano, la prima cosa che si chiedono è: c'è acqua? Sì, perché è da mesi che i rubinetti restano a secco o con bassa pressione, a fasi alterne un po' in tutta la città. Eppure l'acqua non manca, ma si perde lungo le condutture. Qui siamo nel centralissimo Viale Tica, a pochi metri dal comando provinciale dei Carabinieri. Come vedete sgorga da questo tombino, non da qualche ora, ma da diversi giorni. È più di una settimana che è così purtroppo. Questo problema dell'acqua sta diventando quasi irrisolvibile e nessuno sta provvedendo. Ma le perdite d'acqua sono visibili a tutti in qualsiasi parte della città. In via Monti, alla Pizzuta, zona nord, Aretusacque aveva riparato tutto, ma dopo qualche ora dall'intervento, ecco di nuovo l'acqua in strada. Quello che lascia anche perplesso è la mancanza del controllo pubblico sulle attività dell'azienda, e questo è uno dei motivi per cui molti cittadini, anzi tutti i cittadini di Siracusa, si sentono abbandonati. Servono interventi sulle tubazioni, troppo vecchie per reggere ancora, si sa, ma nel frattempo l'acqua non si può sprecare così. Resta pur sempre un bene prezioso. Droni in volo per prevenire gli incendi è il nuovo sistema di sorveglianza attivato nell'Agrigentino sui Monti Sicani per monitorare boschi e campagne e individuare in tempo reale i focolari e ovviamente, se possibile, anche i piromani. Il servizio di Davide Sardi. Sorveglianza aerea contro gli incendi. Sui Monti Sicani entrano in servizio i droni per il monitoraggio di boschi e aree rurali, con l'obiettivo di individuare tempestivamente eventuali focolai. Dopo i gravi roghi che hanno colpito il territorio nelle ultime settimane, è stato attivato un sistema di controllo aereo nei comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Bivona, nell'Agrigentino. L'iniziativa è promossa dalla Libero Consorzio Comunale di Agrigento, già provincia regionale. I droni impiegati sono dotati di termocamere di ultima generazione in grado di rilevare variazioni di temperatura e segnalare in tempo reale la possibile presenza di principi di incendio. Si tratta di un monitoraggio costante dall'alto pensato per garantire interventi più rapidi e rafforzare in modo concreto le attività di prevenzione. Le aree interessate comprendono boschi, campagne e zone rurali dei Monti Sicani, territori già duramente provati dai roghi recenti. Il progetto è stato condiviso con le amministrazioni comunali dei 3 centri coinvolti. Le operazioni sono affidate a piloti qualificati e abilitati. Il monitoraggio si svolge in stretta collaborazione con Prefettura, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. Un impegno condiviso dunque per proteggere i Monti Sicani e affrontare con maggiore sicurezza la stagione a rischio incendi. In vista del periodo di Ferragosto resta alta la tensione. Le alte temperature e l'afflusso di persone nelle aree interne potrebbero infatti aumentare il rischio di nuovi roghi. E
adesso parliamo della crisi delle edicole. Si vendono sempre meno giornali e molti edicolanti si arrendono alla crisi tra cali di vendite e costi di gestione molto alti, oltre ovviamente alle immancabili tasse. A Palermo ho incontrato chi ancora prova a resistere con caparbietà e prova a portare avanti la propria attività. Il servizio di Marco Gulla. C'erano una volta le edicole. In Sicilia negli ultimi anni si sono drasticamente dimezzate, lasciando interi quartieri e piccoli comuni senza punti vendita di giornali. La desertificazione della rete di distribuzione colpisce le grandi città come Catania e Palermo, così come i centri minori. Lui è Gianni, la sua edicola di periferia a Palermo è aperta da decenni, eppure anche lui medita di abbassare la saracinesca per sempre. Si vendono più i giornali di una volta, non si vendono più i giocattolini di una volta, non si vendono le riviste come si vendeva una volta. Ormai le edicole, senza aiuto di nessuno, naturalmente stanno andando. Calo netto della vendita dei giornali, costi di gestione e tasse, molti edicolanti negli anni si sono dovuti arrendere. Eppure anni fa non era così. Allora si vendevano una marea di giornali, cioè come in Sicilia se ne vendevano 80-90 al giorno, poi la domenica non parliamo 180, 200 e via di seguito. Ma oggi non arriviamo neanche a 15 in Sicilia di vendere giornaliere, ma non ci arriviamo. I quotidiani del nord addirittura se ne vendono 1, 2, 3 copie al massimo. Ditemi voi ragazzi dove possiamo arrivare con l'incasso e con le tasse che aumentano sempre ogni giorno, ogni mese, ogni anno. A Palermo le edicole erano 280 nei primi anni 2000, ora sono meno di un terzo. I giovani, dicono molti edicolanti, non leggono più. Adesso vi raccontiamo la storia di Marco Liuzzo, un bartender siciliano. La sua missione è quella di esportare la Sicilia in giro per il mondo attraverso i cocktail. Sentiamo Orazio Longo. A Bruxelles ha vinto il premio come miglior cocktail drink list con I Love Sicily, fatto con un'orzata siciliana, latte di mandorla con rum nostrano e guarnizioni di bacche di peperoncino con grattugiato di cioccolato di Modica IGP. Marco Liuzzo, bartender siciliano, torna a raccontare la nostra isola attraverso i suoi bicchieri tutti da gustare, realizzati con il cuore della Sicilia, i prodotti locali. Mi ricordo 5 anni fa dicevi proviamo a fare questa cosa in Europa, dopo 5 anni possiamo dire che la cosa ha funzionato. Sì, ha funzionato anche perché tantissima gente ama i nostri sapori. Anche dei personaggi famosi, ad esempio mi dicevi Sorrentino, Andrea Agnelli, la Canalis, Cremonini. Un po' di sì, ho fatto bere parecchia gente. Allora ascoltami, oggi che ci fai vedere invece? Allora io oggi ho preparato per voi un infuso di basilico e limone con delle scorze di verdello, quindi tutta roba che troviamo qua in Sicilia. Sì. E in più come guarnizione un budino praticamente, gelo siciliano e classico, fatto con amido di mais, zucchero e juice di anguria. Mettiamo l'infuso di basilico e limone, lo mescoliamo. Naturalmente sarà predisposto anche un gin siciliano e una tonica siciliana. E poi lo si versa. Sì. Insomma, è finito. Assolutamente sì. Possiamo assaggiare? Lo devi assaggiare. Grazie. Allora assaggiamolo. Buonissimo. Buon cocktail a tutti. Bene, adesso ci fermiamo, subito dopo al rientro il calcio con le ultime novità in Casa Catania. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina dello sport, del calcio. Parliamo del Catania che ha superato ai rigori il Vicenza in Coppa Italia dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Venerdì prossimo affronterà il Parma allo stadio Tardini. Oggi invece è un giorno fondamentale per la società con la scadenza per le fideiussioni. Il servizio di Sergio Colosi.
Personalità, orgoglio, qualificazione ed entusiasmo. Piace il Catania all'esordio in Coppa Italia Maggiore. Supera il Vicenza ai rigori e venerdì prossimo, per i 32esimi di finale, si regala il Parma al Tardini. C'è l'impronta del tecnico, nonostante 16 calciatori indistinte e senza acquisti per il problema della fideiussione. Longo ha trasmesso nuove idee a tutti, senza distinzioni. Possesso palla e calcio offensivo. Il gruppo risponde presente alle sue sollecitazioni. Chi sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco. La freddezza di Cicerelli annulla la prodezza di Moncini, tutto nel primo tempo. Occasioni su entrambi i fronti anche nella ripresa, con Dini e Gagno attenti. Catania motivato e generoso nel segno di Leonardi, già pronto per il campionato. Catania lucido dagli 11 metri, sbaglia soltanto Di Tacchio, precisi Caturano e l'ex Rolfini, alternati dai cucchiai di Gimenez e Guaini. Imprecisi nel Vicenza Costa e Morra che calcia alle stelle. Festa rossazzurra, dal campo un assist alla società per evitare un'altra penalizzazione e trasmettere fiducia ed entusiasmo all'ambiente. Prima di salutarvi vi ricordiamo la notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale. Le partenze dei voli dall'aeroporto Fontanarossa sono sospese fino alle 17 di oggi. Ovviamente nelle edizioni dei nostri notiziari vi aggiorneremo con tutte le ultime novità. La società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, la SAC, invita tutti i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di contattare le proprie compagnie di riferimento e il sito dell'aeroporto stesso. Vi ricordo la prossima edizione del nostro telegiornale è alle 13, sarà alle 13:30, a seguire invece la rassegna stampa con Marco Carli. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.